Oggi iniziamo la nostra rassegna stampa parlando di uno dei temi che maggiormente caratterizzano la storia della Sardegna moderna, ossia lo spopolamento e la diminuzione della popolazione. La Sardegna storicamente non è mai stata una regione con un gran numero di abitanti a causa della conformazione del territorio, del fatto che appunto sia un'isola, quindi isolata rispetto ad altri contesti che ci sono nel resto del continente europeo, però negli ultimi anni il numero della popolazione è diminuito drasticamente, e questo perché il rapporto tra giovani e vecchi è piano piano diminuito. Secondo un rapporto stilato dall'Istat, la Sardegna si trova in una struttura di popolazione regressiva, ossia che più di un quarto della popolazione sarda ha più di 65 anni, mentre soltanto il 10% ha meno di 14 anni. Sono numeri molto problematici, tenendo anche conto che i pochi giovani che ci sono poi spinti ad andare a stare fuori dalla Sardegna per cercare opportunità di vita e di lavoro migliori. Il problema è raccontato oggi sull'Unione Sarda da Piera Serusi, pagina 2 e pagina 3, con due interviste a esperte che hanno studiato a vario modo il cambiamento dei rapporti familiari all'interno della società e poi appunto al problema dello spopolamento. Restando sul tema dello spopolamento, afferma Marisa Fois, che è ricercatrice dell'Università di Ginevra e che appunto ha studiato il fenomeno dell'immigrazione nei paesi del Mediterraneo, ha affermato che ci sono tante persone che comunque sia decidono di restare all'interno della propria regione e bisognerebbe proprio capire in che modo queste persone decidono di rimanere in queste aree, capire quali sono le necessità, quali tipi di investimenti mirati bisogna fare. Paradossalmente la scelta migliore per contrastare lo spopolamento è investire di più in quei territori nel momento in cui questi hanno meno persone, perché vuol dire che aumentano anche le necessità, perché c'è un tessuto sociale più fragile, alle volte è difficile spostarsi anche per lunghe tratte per andare magari in ospedale per dei controlli oppure svolgere delle pratiche di carattere burocratico. Punto importante però di questo è ovviamente l'accoglienza anche delle persone che vengono fuori la Sardegna, che vengono anche fuori dall'Italia, perché possono dare linfa vitale per una regione di vecchi dove il costante calo delle nascite sta mettendo a dura prova l'assistenza sanitaria. Leggo l'articolo a firma sempre di Serusi. E poi soprattutto meno persone vuol dire anche meno forza lavoro, con dei danni incalcolabili per le imprese, come affermato dal CNA Sardegna. Due fenomeni che vanno sempre più a braccetto, quella della diminuzione della popolazione, dello spopolamento e dell'immigrazione. Questo perché sempre di più in Sardegna le famiglie sono portate a fare pochi figli, come conferma Esther Cois, che è studiosa delle dinamiche della famiglia e di genere all'Università degli Studi di Cagliari. Infatti sempre più per congiunture economiche o per scelte culturali i figli vengono fatti dopo i 30 anni, quando più o meno si ha una stabilità economica, e questo porta uno scivolamento all'indietro dell'orologio sociale, mentre invece rimane fermo quello biologico, perché dopo una certa età per le donne è difficile riuscire ad avere dei figli e tante coppie devono poi magari ricorrere a un aiuto anche medico per riuscire appunto a fare un figlio, che poi rimane magari sempre da solo perché è difficile riuscire a farne altri, proprio per una questione banalmente di tempi biologici, afferma Cois. Ciò porta a una difficoltà anche a livello sociale, perché i bambini sono soli, c'è una difficoltà di socializzazione che primariamente avviene in famiglia, con cugini, con sorelle, con fratelli, e di conseguenza i bambini sono più soli in spazi e in luoghi che non sono pensati per loro, perché le città sono sempre di meno a misura di bambino, sono poche le aree verdi, luoghi dove possono giocare in sicurezza da soli. C'è una retorica, afferma Cois, che dice che i bambini sono i cittadini del futuro, dimenticando che in realtà sono dei cittadini con dei loro diritti che meritano di essere conosciuti anche all'interno della nostra società. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di lunedì 7 ottobre. Buongiorno a tutti e tutte voi, all'ascolto ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani dell'isola e vi racconta le notizie più importanti che riguardano la Sardegna. Un buongiorno anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Calaritana, che ci possono ascoltare come sempre in FM in radio oppure in streaming sul sito di Radio Calaritana. Se volete, questa e le altre puntate sono sempre disponibili sul nostro account Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Oggi, come detto, è la prima puntata della settimana e
sui giornali troviamo tanti contenuti freddi cosiddetti, ossia appunto approfondimenti come quello di cui abbiamo appena parlato, che vengono preparati prima nel corso della settimana e che però alle volte hanno il tempo di approfondire degli aspetti che spesso, stando dietro le notizie, seguendo la quotidianità, vanno inevitabilmente in secondo piano. E abbiamo visto come nell'isola i problemi sono tutti concatenati e partono da problemi che non si possono spiegare da soli se non li si mette in rapporto con gli altri. Ad esempio, oggi sulla Nuova Sardegna, pagina 2, pagina 3, c'è un'inchiesta che va a parlare della banda larga in Sardegna, ossia dell'internet veloce. C'è un articolo a firma di Luciano Piras e a firma di Claudio Zocchedu che appunto spiegano come è costituita la rete internet nell'isola. E come immaginerete, se avete appunto esperienza di navigazione in Sardegna, in molti territori dell'isola la banda larga è fondamentalmente un miraggio e soltanto la città metropolitana di Cagliari salva l'isola dall'ultimo posto tra le regioni nella classifica della copertura internet veloce. Secondo le rilevazioni dell'Agcom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'isola ha una copertura che arriva al massimo al 39% contro una media nazionale ormai di quasi 60%. La situazione peggiora drasticamente quando la rilevazione si sposta ovviamente su scala provinciale. Cagliari e dintorni infatti hanno una copertura circa del 77%, 17 punti percentuali addirittura sopra la media nazionale. Tuttavia i numeri delle altre province sono quasi da terzo mondo, raccontano sulla Nuova Sardegna. Infatti nel nord dell'isola le case collegate direttamente alla fibra ottica sono il 36% del totale. Non fanno bene altre province come quella di Oristano e quella del Sud Sardegna, entrambe connesse alla fibra ottica soltanto al 18%. Avere internet super veloce non è un capriccio da nerd, perché tantissime aziende potrebbero usare la fibra ottica per cercare di offrire un servizio migliore a clienti che magari stanno fuori dall'isola, cercare di vendere meglio i propri prodotti, provare a fare industria anche nel settore della tecnologia, investendo in servizi tecnologici e di consulenza alle aziende, cose che non si possono fare nel momento in cui la rete internet basta un colpo di vento e va giù. Dalla regione assicurano che nel 2026 tutti i comuni saranno collegati e Thomas Castangia, che è consulente per l'innovazione della presidenza della regione, ha spiegato che uno dei problemi maggiori per la distribuzione della fibra ottica nell'isola, racconta Claudio Zocchedu, è il fatto che il territorio è molto frastagliato e ci sono difficoltà appunto a fare i lavori per permettere a tutti i cittadini di accedere alla rete ultraveloce. E si arriva poi a paradossi come quello che avviene a Pratosardo, nell'area industriale di Nuoro, dove la rete internet è servita da un provider privato, un'azienda toscana che appunto permette alle aziende di connettersi in modo veloce e rapido, mentre invece il servizio pubblico appunto non arriva. E ci sono delle aziende che investono in servizi digitali in consulenza che banalmente hanno difficoltà a fare il loro lavoro pur essendo dei leader nel settore, perché appunto manca la connessione internet. Questo problema, faccio qua mia una piccola riflessione, si lega ovviamente al problema dello spopolamento, perché ovviamente è difficile fare impresa e avere meno aziende vuol dire meno lavoro. E inoltre a persone che magari hanno contratti con grandi aziende a cui viene proposto magari di lavorare in smart working, nel momento in cui devono decidere se trasferirsi o restare in Sardegna per lavorare, magari preferiscono anche andare a vivere fuori perché è difficile connettersi a internet e avere una banda internet stabile. Tutti i piccoli problemi quotidiani che possono sembrare anche stupidi, ma che poi, guardando anche i dati di distribuzione della rete internet, rimangono quanto mai concreti e attuali. Nella scorsa settimana avevamo parlato delle difficoltà dell'ASL di Carboni a rilasciare i certificati alle persone con disabilità necessari per riuscire ad ottenere i fondi che vengono stanziati appunto per il sostegno alle famiglie e alle persone con disabilità. La situazione non è purtroppo migliorata perché le 5 nuove commissioni di invalidità istituite mesi fa non sono mai entrate in servizio e ai disagi per le migliaia di pratiche che le 3 vecchie commissioni non sono riuscite a sbrigare si sommano anche quelli delle persone che non possono ottenere in tempi rapidi i benefici di leggi speciali e di chi non riesce a inserirsi nelle liste riservate alle fasce protette e non può prendere parte ai concorsi pubblici. Dietro questo problema impattante in modo notevole nella vita delle persone c'è ovviamente un problema burocratico, perché il blocco in questo momento è dovuto alle divergenze sugli stipendi da riconoscere al personale interno che aveva aderito al bando e ci sono ritardi anche nel rimborso dei medici esterni che avevano
avevano prestato servizio nei mesi precedenti. Il problema è raccontato da Andrea Scano oggi sull'Unione Sarda, pagina 22, e sentendo le voci delle persone e dei familiari dei pazienti coinvolti si parla di circa 2 mesi di attesa per ricevere un certificato, che nel concreto vuol dire che persone che hanno bisogno magari dell'accompagnamento non hanno la possibilità di pagare qualcuno che stia con loro e li possa magari accompagnare a fare mansioni che normalmente appunto richiederebbero un aiuto da parte di una persona esterna. Una situazione quindi di enorme disagio a cui l'ASL fa sapere che si sta cercando di porre delle soluzioni e che c'è volontà anche di riconoscere i rimborsi ai medici che in questo momento appunto non sono sicuramente incentivati a lavorare nuovamente per l'ASL. Oggi è lunedì, come sapete bene, e ieri era ovviamente un weekend di sport. Partiamo dal calcio perché il Cagliari ieri ha pareggiato 1-1 allo Juventus Stadium in casa contro la Juventus. Tutte e due le reti sono arrivate con un calcio di rigore, il primo trasformato da Vlahovic nel primo tempo, il secondo da Marin verso la fine del secondo tempo, che ha appunto fissato il risultato sull'1-1. Una partita che era stata ben preparata dagli uomini di Davide Nicola, con il tecnico rossoblu che ha scelto di soffrire nella prima parte di partita per poi strappare nel secondo tempo e dare nuova forza alla squadra con gli ingressi soprattutto di Lovumbo, Gaetano e Marin, tra i migliori in campo nella ripresa. Da segnalare anche la gran partita di Mina, che è riuscita a portare fuori dalla partita Vlahovic, che a parte il gol segnato sul rigore e qualche buon movimento senza palla ha ben poco impensierito la difesa rossoblu, con il grave fardello del tap-in vincente mancato quando il risultato era ancora fermo sull'1-0 che probabilmente avrebbe chiuso i conti. Addirittura Nicola ha rimpianti per il palo colpito da Obert quando poi il Cagliari stava iniziando a premere nella fase finale del secondo tempo, quando l'uomo in più aveva dato nuova spinta ai rossoblu. Come raccontato anche da Fabiano Gaggini a pagina 34 sull'Unione Sarda, il tecnico ha dichiarato che è stata una grande prova contro una grande squadra da parte del Cagliari. Non abbiamo mai mollato, ha continuato il tecnico piemontese, siamo rimasti sempre in partita e peccato appunto per il gol sfiorato al 90esimo, sarebbe stato qualcosa di eccezionale segnarlo proprio in quel frangente. Una partita solida che dà continuità alle prestazioni del Cagliari subito dopo la vittoria contro la Cremonese in Coppa Italia, da lì poi un filotto di prestazioni convincenti che danno più serenità ai rossoblu, con un punto importante in casa di una delle squadre che lotteranno sino alla fine per la vittoria del campionato. E ancora non riesce a sbloccarsi invece la Dinamo di Nedan Markovic, che anche nella giornata di ieri ha perso in trasferta contro Milano per 100-75, una squadra che ha ancora difficoltà a trovare la giusta quadra dopo anche l'eliminazione ai playoff di Champions League. Solo 2 bianco-blu in doppia cifra, Alilovic e Benzius, a dimostrazione di una serata difficile al tiro, dove però è stato tutto quanto il meccanismo di gioco dei bianco-blu che è rimasto danneggiato di fronte a una squadra costruita per andare avanti anche in Eurolega. L'Olimpia è sempre stata avanti nei 4 quarti della partita, con uno strappo importante avvenuto nella terza ripresa con un più 31 siglato alla tripla di Ricci, che appunto ha tagliato le gambe alla squadra di Markovic. La cronaca e l'analisi della partita le trovate su 131 a firma di Andrea Olmeo. E questa era la nostra ultima notizia anche per oggi. L'appuntamento quindi è per domani, sempre a partire dalle ore 8. Se volete, queste e le altre puntate sono sempre disponibili sul canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Un saluto quindi da parte mia, da parte di tutta la nostra redazione. Noi ci sentiamo come sempre domani. Buona giornata e buon inizio settimana. Ciao. Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.